Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. In questa occasione abbiamo una trasmissione molto speciale. Oggi dedichiamo la nostra puntata al 58° anniversario della tragedia della diga del Vajont, una tragedia che anche unisce l'Italia e l'Argentina, ma lo scopriremo insieme più in avanti. Forse alcuni dei nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio ABM Voci delle Dolomiti non lo sanno, ma il 9 ottobre c'è stata una grande tragedia nel Bellunese, più precisamente a Longarone. La sera del 9 ottobre del 1963 si verificò il disastro del Vajont, nella valle di nome anche Vajont, al confine tra Friuli e il Veneto. La tragedia accade nel neobacino idroelettrico artificiale del torrente Vajont. La tragica sera del 9 ottobre del 1963, precisamente alle 22:39, un blocco di terra di 400 metri cade dal Monte Toc verso la diga, provocando una frana di più di 270 milioni di metri cubi di roccia. La forza e potenza di quella terra, che in un attimo scivola nel lago artificiale ad una velocità di 100 km l'ora, provoca due gigantesche onde, alte più di 250 metri. Per darvi un'idea, la massa di terra precipitata nel lago era superiore all'estensione del lago stesso. Poi, la tragedia. La prima ondata va così in alto da sorpassare la struttura della diga e si dirige verso i paesi di Casso ed Erto. Questi paesi erano vicini alla riva del lago dopo la costruzione della diga. La seconda ondata, la più terribile, scavalca la diga in tal modo che finisce oltre la valle del Piave, spazzando via praticamente la cittadina di Longarone meno di 5 minuti dopo la frana. Quella notte d'autunno, in provincia di Belluno, muoiono più di 1917 persone, tra cui 487 bambini con meno di 15 anni. Di tutte queste tragiche vittime, solo 750 persone verranno identificate. Alcuni corpi non saranno più riconoscibili dopo la tragedia del Vajont, mentre tanti altri non verranno mai più ritrovati. Uno dei superstiti di questa tragedia è la stessa diga del Vajont. La potete trovare in piedi ancora oggi. La muraglia di acqua è saltata fuori così in alto che non aveva nemmeno toccato la struttura. La mattina del giorno dopo, 10 ottobre, il mondo si svegliava con la notizia di una tragedia che non si poteva credere. Tutti i giornali parlavano di diga, morte e tragedia. Il famoso scrittore bellunese Dino Buzzati, in un suo articolo pubblicato il giorno dopo la tragedia, cercava di spiegare la tragedia del Vajont in questo modo. Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui, solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto sulla tovaglia stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Un altro aspetto che ricorda Buzzati era il silenzio dopo la tragedia, il silenzio stesso che c'è nelle tombe. Prima del silenzio però c'era stato un grande rumore, un rumore che anticipava la morte e la tragedia. Si calcola che l'onda d'acqua aveva smosso una quantità di aria paragonabile ad una piccola bomba atomica. Secondo alcuni esperti, questo evento tragico era prevedibile. Secondo tanti esperti, il disastro del Vajont era una cosa che già si intravedeva. I più preoccupati erano i cittadini di Erto e Caso, già che c'erano stati anni prima un incidente nella diga di Ponte 6, dove una frana si era precipitata nella diga, causando la morte di un operaio. A pochi giorni dal disastro del Vajont parte una indagine per stabilire se si fosse trattato di un disastro naturale o se c'erano dei responsabili. Alla fine, gli esperti dimostrano che la catastrofe del Vajont era prevedibile. Oggi, 58 anni dopo della tragedia del Vajont, viene ancora ricordata quella notte tragica. E anche noi qui in Argentina la ricordiamo. Qui, alla fine del mondo, abbiamo due persone molto legate a questa tragedia e che sono già stati qui con noi nella nostra trasmissione. Parlo di Nereo Valdesolo e Agustin Liberatori Bratti. Entrambi di sangue bellunese e le cui vite furono toccate dalla tragedia del Vajont. Iniziamo da Nereo Valdesolo, classe 42, figlio di un alpino bellunese nato ad Arcier, in provincia di Belluno. Da bambino lui arriva in Argentina
ma all'età di 21 anni deve accompagnare suo nonno nuovamente in Italia. Lì dovrà restare per fare il servizio militare. Era il gennaio del 1964, pochi mesi dopo il disastro del Vajont. Sarà lì che, scendendo da un camion militare, vedrà per la prima volta il disastro del Vajont. La prima impressione fu il nulla. La sua prima sensazione furono i brividi. C'era un silenzio mortale. Non c'era niente intorno, all'eccezione dei tubi idraulici. Li ricordo bene perché era l'unica cosa che c'era lì. Non c'erano persone, non c'erano case, non c'erano piante, nemmeno alberi. Soltanto c'era devastazione e silenzio. Vi invito a sentire la propria voce di Nereo in un'intervista che abbiamo fatto per questo programma, Ernestina dalla fine del mondo, fatta ad ottobre del 2020. Dove tu per 6 mesi non aver paura, puoi ritornare. Una dispensa per cosa? Per chi ci sta sentendo? Per fare il servizio militare. Ah, caspita. Io avevo 20 anni. 20 anni avevo. E quando sei arrivato cosa è successo, Nereo? E cosa è successo? Che io sono sbarcato a Genova, abbiamo preso il treno per Vicenza e mi stavano aspettando parenti e zii, vero? Là, alla settimana un scritto del distretto militare, presentati qua. Sei dovuto restare? Sono andato in un'officina meccanica a lavorare e non potevo essere anche una carica dei miei zii, vero? Allora sono andato a lavorare finché mi hanno chiamato a fare la visita medica a Verona. Mm-hmm. E dopo sono stato a fare il CAR a Boves e da lì dopo inviato a Feltre. Ah, guarda, Feltre. Feltre, sì. A Feltre ho incominciato a fare la mia naia, come dicevamo. E beh, lì è stato dove dopo, nel gennaio, mi pare, gennaio 64. Gennaio di quale anno? Perché so che è stato un momento anche speciale. Gennaio del? 64. Poco tempo fa era successo un evento molto tragico, molto triste. Sicuramente per quello nel gennaio siamo andati a fare con il camion, siamo usciti con il camion e siamo andati con altri compagni e siamo andati là a Longarone perché aveva successo, dicevano che aveva successo una cosa, non so, un disastro. E bueno, siamo andati là, vero? A vedere che cosa, macerie. Neanche macerie perché non era tutto, niente, non aveva niente. Canne, delle canne, non so di che, di tubi, non so di che, dell'acqua, del gas, non so. Wow. Ti ricordi, Nereo, il primo sentimento, la prima emozione che hai provato quando sei arrivato lì, giovane, ventenne, Nereo, essendo già alpino, servizio militare? Cosa hai provato in quel momento? Ossia, stupore, ossia, io vedere quello che dove mi supponevo che aveva case, abitava gente, che non so che dirti, che emozione. Orrore, anche c'era qualche rumore? Pensare alla notte, sentire non so se la cosa giusta, rumori, però che rumori di che? Se non aveva... Immagino, serato. E voi cosa dovevate fare con i tuoi compagni di servizio? Come di stare lì, fare come una specie di guardia. Tipo vigilare il posto, no? Sì, e dire che perché, qualcuno si avvicinasse, immagino. Sì, non so se... Perché cosa che potessero portare via se non c'era niente. Però si sa com'è
l'umano si sa com'è, vero? Sempre cerca di, soprattutto la notte, va a vedere se può ritrovare qualcosa, insomma. Sì. E beh, ho stato un paio di giorni lì e dopo sono andato via e... Dopo questa toccante testimonianza di un alpino bellunese, ti invito a ricordare la storia di Agustín Liberatori Bratti, giovane avvocato nato nella provincia argentina di Cordova, ma discendente di bellunesi. Lui perde grande parte dei suoi parenti in Italia a causa della tragedia del Vajont. La mia famiglia è stata coinvolta in questa tragedia, in questa strage, come dicono, perché dicono che non è stata una tragedia, se non una strage, perché è stata una questione dall'uomo e non della natura. Ma è stata coinvolta perché tutti i parenti, tutta la famiglia del mio bisnonno, che è nato a Longarone, è morta in quel periodo, in quella tragedia, in quella data, in quel 9 ottobre 1963, e hanno perduto delle terre, hanno perduto soldi, hanno perduto vite. È stato davvero una storia triste per la mia famiglia, soprattutto per il mio bisnonno, che in quel periodo era qua in Argentina. Allora io penso il suo modo di vivere questa storia non è stato facile, perché si trovava a 12.000 chilometri di distanza della sua famiglia, dei suoi parenti. Come erano le notizie che arrivavano dall'Italia verso l'Argentina? Cosa sentiva tuo nonno? Cosa raccontavano? Io mi ricordo che mi hanno raccontato attraverso lettere che arrivavano in quel posto. Io mi ricordo la prima volta che il mio bisnonno ha avuto notizie da questa strage, mi hanno raccontato che non lo poteva credere nemmeno, non sapeva cosa aveva successo, soprattutto perché lui è venuto in Argentina ai 12 anni e allora gli mancava tantissimo la sua terra. Allora sentire che la sua terra proprio non c'era più, come si vede in tutte le notizie, e lo ha coinvolto tantissimo e si sentiva male. E lui ha cominciato a scrivere delle lettere ai parrochi, alle persone che lui credeva che erano lì ancora, ma le carte che arrivavano, io ho delle carte che lui riceveva da Longarone in quel periodo, e in quelle lettere gli dicevano che non doveva, perché lui voleva andare a Longarone per vedere cosa era successo, mica non lo voleva credere, era qualcosa che non si poteva credere. Lui voleva andare perché era tornato un paio di volte, ma voleva tornare per vedere con i suoi propri occhi cosa era successo. Ma il parroco di quel periodo gli diceva: Don Bratti, non venire, perché qui non c'è nemmeno niente. Tutto quello che lei si ricorda non c'è più. Non ci sono più della sua famiglia, non c'è più la sua casa, non c'è più niente. Allora lui le scrisse ancora: ma bene, ma io ho delle terre, voglio vendere, ma voglio chiudere la mia storia a Longarone, e non è stato possibile per lui. Allora si è sentito molto triste, con delle lettere, insomma, nemmeno una telefonata, nemmeno niente, soltanto lettere che arrivavano, triste lettere. Impossibile non emozionarsi sentendo questa testimonianza di Agustín e di come anche arrivavano in Argentina le prime notizie della tragedia del Vajont. Il ricordo della tragedia del Vajont rimane ancora vivo e deve continuare così. Non si devono dimenticare mai tutte quelle vittime che hanno perso la vita in questo disastro. E questo è il nostro piccolo omaggio, il nostro umile contributo per aiutare a che non venga dimenticato. Il nostro pensiero va a tutte le vittime innocenti, tutti i bambini, uomini e donne che quella notte hanno perso la vita in un attimo. Cari amici, oggi la nostra puntata finisce qui. Io intanto vi saluto da qui,
dalla fine del mondo. Ci incontriamo prossima puntata e ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.